Agrigento, terra di lanciatori seriali e di piromani seriali. Mentre un lanciatore seriale rischia 600 euro di multa e ne sono stati beccati parecchi di sporcaccioni, ci si chiede cosa rischia il piromane seriale, ovvero il criminale di turno che appicca il fuoco nei boschi come ieri. La domanda se la pongono in queste ore coloro che ieri hanno assistito alla distruzione del polmone verde che dalla Rupatenea si estendeva fino a valle costeggiando la 640. A quanto pare si tratta di un incendio doloso agevolato dal forte vento che ha richiesto ben oltre 5 ore di lavoro da parte delle squadre di vigili del fuoco e della forestale. Provvidenziale alla fine si è dimostrato anche l'intervento dei Canadair che per tutto il pomeriggio hanno fatto la spola con il mare di San Leone, creando curiosità tra la gente. La chiusura della statale 640 per tutto il tempo necessario allo spegnimento del rogo ha creato pesanti disagi alla circolazione, ma la chiusura dell'arteria, come fanno sapere dall'ANAS, non si è potuta evitare visto che le fiamme hanno lampito la carreggiata. Il bosco preso di mira ieri era stato interessato nel recente passato da altri focolai subito domati dalle squadre antincendio. Ieri però i criminali hanno studiato per bene il loro piano per riuscire a colpire senza lasciare scampo e ci sono purtroppo riusciti. Un delitto perfetto, insomma, consumato dagli ignoti delinquenti che ci si augura possano essere individuati presto. Questa degli incendi boschivi è una emergenza alla quale bisogna rispondere con leggi e provvedimenti adeguati, ma bisogna fare in fretta. I piromani, idioti criminali, disse l'ex ministro dell'ambiente Galletti, meritano 20 anni di carcere. Qualcuno, assistendo alla distruzione del bosco ieri, ha auspicato pene più severe. L'importante è che almeno si arrivi ad affrontare il problema con la dovuta serietà.